7 minuti, andiamo a rivedere. Che bravo Cannavaro a rimanere freddo in area, il controllo, poi se ne va e qui non si coglie il contatto. Vediamo da questa angolazione calcio di rigore per il Sassuolo, parte Berardi, il Sassuolo la lo dimostra Bergamo e con la soddisfazione personale, bellissima azione di Versalico sulla destra. Sansone tocca anche, basta, arriva Simone Misseroli da dietro e con il piatto batte Marchetti 2-0. Azione di contropiede molto ben gestita sulla destra da Šime Versalico e lui a creare, e poi Misseroli arrivando ad avere in mano la situazione del Sassuolo. Invece tocco di Keita e Felipe Anderson solo davanti a Consigli, non ha problemi a batterlo. Grave distrazione del Sassuolo in un momento in cui era in totale controllo psicologico della situazione, permette alla Lazio di arrivare praticamente in porta con il pallone, avere in mano la situazione del Sassuolo. Invece tocco di Keita e Felipe Anderson solo davanti a Consigli, non ha problemi a batterlo. Grave distrazione del Sassuolo in un momento in cui era in totale controllo psicologico della situazione, permette alla Lazio di arrivare praticamente in porta con il pallone.